Le locali del Super Volley Piombino in divisa nera, nel primo set alla vostra sinistra, giocano col capitano Lisa Volpato alzatrice, Alessia Segalina opposto, Ilaria Zanini e Veronica Basso schiacciatrici, Chiara Brazzalotto e Martina Pivato centrali, Maddalisa Olivieri libero. L'allenatore è Pier Leonardo Zoppellaro. Le ospiti dell'Usma Spanesi, in tenuta nera con inserti giallo-rossi, nel primo set alla vostra destra schierano l'alzatrice Maria Luisa Beggio, Lorenza Veronese opposto, Federica Turatello e Giulia Rossetto schiacciatrici, il capitano Elena Zorzi e Giulia Domenichelli centrali, Alessia Tagliavini libero. A capo dello staff tecnico sono Paolo Carminati ed Enrico Bernini. Molti errori da ambo le parti nelle prime battute del match. Dopo essersi portate avanti sul 5-2, le ragazze del Super Volley subiscono il ritorno sul 6 pari dell'Usma, che blocca un attacco di Veronica Basso, rientrata dalla lunga assenza per un grave infortunio al ginocchio. Segue una fase caratterizzata dal punto a punto. Le ospiti difendono con ordine, contrattaccando con efficacia da posto 4 con Federica Turatello, che poi mura la Segalina innescando il break dell'Usma. Le ragazze di Carminati si portano al comando sul 15-12. Il Piombino colpisce prevalentemente con le bande Basso e Zanini, ma soffre in ricezione e spreca troppi palloni in fase di contrattacco. Le ospiti invece, grazie alla ricezione più precisa, sfruttano le centrali che vanno a segno più volte con la fast. Positiva la prova di Elena Zorzi, ben servita dalla palleggiatrice Maria Luisa Beggio. La Zanini è murata, la Zorzi colpisce ancora con la fast, spingendo l'Usma sul 22-16. Nel Piombino l'alzatrice Sara Fior subentra a Lisa Volpato. Il Super Volley riduce lo svantaggio sul 23-20 grazie a un filotto di 3 conclusioni errate delle avversarie, ma anche la Zanini manda fuori un contrattacco e l'Usma riesce a conservare un vantaggio sufficiente, chiudendo il primo set sul 25-22 con la schiacciata vincente di Giulia Domenichelli. Nel Piombino Sara Fior resta in campo per la Volpato. La ripresa si apre con le ospiti in vantaggio sul 3-1, ma un attacco vincente della Zanini e un ace della Segalina ristabiliscono la parità. Palla ferma sotto il pallone, arriva palla in testa, non alzare di più, non diamo respiro, andiamo con tempi soliti nostri, con calma, tranquilla. Lei c'era, non c'è nessun problema. Se sei spostata da rete va bene, ok, palla alta, su palla alta. No, voi volete alta perché paghi dei magos. Ma impatta, Cannata, dai, andiamo. Coach Zoppellaro modifica la formazione inserendo la centrale Giada Miolo al posto di Veronica Basso. La Pivato viene spostata in banda a far coppia con la Zanini. Le ragazze del Super Volley danno incoraggianti segni di reazione, riuscendo a passare in attacco con Ilaria Zanini, ma l'Usma replica colpo su colpo, alternando conclusioni da posto 4 e dal centro, che eludono il muro del Piombino. L'equilibrio si interrompe sul 13-12, quando le ospiti fanno il break grazie alla fast vincente della Domenichelli, seguita da un errore della difesa locale. L'Usma allunga sul 15-12, ma il Piombino lotta e colpisce con la Pivato, cancellando il distacco sul 17 pari. Nuova fase coi sestetti punto a punto. Zanini e Pivato tengono in gara il Super Volley, replicando alla fast vincente di Elena Zorzi e all'attacco di Chiara Varotto, subentrata a Giulia Rossetto. Sul 22 pari qualcosa si inceppa nel Piombino, la Brazzalotto è murata dalla Domenichelli, poi un ingenuo fallo di formazione procura 2 palle set all'Usma. Al termine di un'azione rocambolesca, la neoentrata Varotto mette a terra il pallone del 25-22, che dà alle ospiti la seconda frazione. L'avvio del terzo set è decisamente favorevole al Piombino, complice un evidente calo di rendimento della ricezione e dell'attacco dell'Usma.
Le ragazze di casa si avvantaggiano sul 4-1, quindi sul 7-3, ma le ospiti non mollano, riportandosi a stretto contatto sul 7-6. Il muro Usma fa la differenza, mentre il Super Volley fatica enormemente a chiudere in contrattacco, tirando piano e spesso fuori. L'esperta centrale Marida Porcellato, non al meglio della condizione, subentra alla giovane Brazzalotto. Nicole Longo sostituisce Alessia Segalina, autrice di una prova decisamente incolore. Le ospiti difendono e colpiscono in contrattacco con l'opposto Lorenza Veronese, raggiungendo le ragazze di casa sul 12 pari. La grinta di Ilaria Zanini tiene vivo l'attacco del Piombino, che resta in scia beneficiando anche di qualche errore gratuito delle avversarie, ma l'Usma difende e contrattacca con la Veronese, poi trova l'ace con la Domenichelli, portandosi in vantaggio sul 21-17. Le padrone di casa riducono il gap sul 22-20, andando ancora a segno con Martina Pivato, ma pagano a caro prezzo l'eccessiva leggerezza in fase di contrattacco. L'Usma colpisce con la fast dell'ottima Zorzi, che poi va a segno in battuta causando l'errore della Zanini. Le ospiti gestiscono il vantaggio aggiudicandosi per 25-21 partite incontro col primo tempo vincente di Giulia Domenichelli. Siamo venute qui convinte, ce l'abbiamo fatta e torniamo a casa molto e molto contente. Per quanto riguarda i nostri obiettivi futuri, stiamo cercando di salvarci a tutti i costi in una categoria che insomma ci vede un po' in difficoltà a questo momento, però stiamo facendo di tutto per cercare di mantenerla e magari per l'anno prossimo riuscire a costruire qualcosa di più consistente. Siamo rimasti lì per tutta la partita e verso la fine del set quei due muri, quella palla in più presa e quel coraggio in più in attacco ci ha permesso di portare a casa un risultato per noi fondamentale. Qualsiasi partita per noi è una battaglia, speriamo di riuscire a fare dei punti anche con le squadre che sono più forti di noi sulla carta e sbrigare il prima possibile il discorso salvezza. Noi veniamo da una serie di sconfitte consecutive e abbiamo bisogno di vincere qualche partita sia per la classifica ovviamente ma anche per cercare di tirare su il morale alla squadra e alle atlete. Attualmente siamo in piena zona retrocessione, siamo penultime, ma il campionato è ancora abbastanza lungo per poter pensare o comunque provare a recuperare qualche posizione in classifica e a salvarci anche quest'anno come è accaduto qualche anno fa. Proveremo con tutte quelle che sono le nostre forze, soprattutto proveremo a recuperare l'entusiasmo e la continuità. È stata un'altra sconfitta e non si contano più ormai, è un periodo un po' buio per noi. Credo che, come ha detto prima Lisa, entusiasmo e continuità possano solo essere le uniche parole che abbiano un senso e che soprattutto ha un senso che noi ritroviamo tra di noi e con noi in spogliatoio prima che in campo. Per il resto non credo che ci siano commenti da fare sulla partita, visto che non abbiamo giocato, quindi il merito non è tanto loro quanto piuttosto un demerito nostro. Purtroppo una partita che ci aspettavamo con un risultato diverso, il risultato purtroppo ci ha dato ancora una partita negativa e commenti tecnici particolari non ce ne sono. Abbiamo commesso degli errori anche sicuramente di paura, credo, scarsa attenzione sui fondamentali, poca voglia di giocare. Ci proviamo, facciamo il possibile, vediamo se riusciamo a recuperare questa situazione, vediamo se riusciamo a migliorare la nostra posizione in classifica. Ci proviamo, ci proveremo.